dell'official. No, non c'è. Ah, beh sì, qualcuno potremmo darglielo. No, fanno il giro con la 180 solo. Sì, può essere nel pomeriggio. Siamo nelle 2 o 3, sì. I numeri più bassi. Ci siamo, manca poco. Hai detto meglio da dare su quelli che non sono Ci siamo, manca meno di un minuto allo start ufficiale, abbiamo 3 minuti di attesa e poi chiameremo sul palco la prima partecipante. Wait, Ziorta, you have time. Abbiamo una starting list, è già qua. Bene, pochi secondi, vi do io il via. Sì, ce l'ho qui. Via! Di là. Bene, signore e signori, benvenuti alla partenza della Dolomitica 180 km. Benvenuti, siamo felici di avervi qui. Inizia ora ufficialmente anche la vostra Dolomitica 180. È stata una lunga notte per noi, gli atleti della D Ultracycling Dolomitica da 720 km. Sono ora già in parte in zona cortina, comunque poi nel dettaglio andremo a vedere la posizione, ma ora è il momento di parlare di Dolomitica 180, una corsa veramente impegnativa nonostante la lunghezza. Dalla mail della Dolomitica, parlo con il mio telefono. Allora, questa Dolomitica 180 prevede 4 passi da scalare: passo San Voldo, Porcella Aurine, passo Duran e passo la Crosetta sulla parte finale con la mitica salita delle coste di Farra, quella più dura, quella più breve, quella più ripida, quella che vi porta qui in direzione Vittorio Veneto. Abbiamo veramente poco tempo ed è il momento di chiamare sul palco la prima partente di questa Ultracycling Dolomitica, che arriva
dalla Spagna e il suo nome è Giorza Viglia. Giorza, welcome on stage of Dolomitica 180. How are you? We are very happy to stay in Italy. Thank you for the sensational race. Thanks to you, we know that you are one of the most important motorcycle riders of the world. Tell us something about you. Let the person know who is Giorza Viglia. Yes. Giorza Viglia is a País Basque cyclist, and I love to trip around the world with the bike. And you have taken important medals and important jersey in your past. Yes, European champion, 12 foals this year, and in World Championships, second place last year. Seconda del campionato del mondo l'anno scorso e campionessa europea in carica. Giorza Viglia partirà fra 2 minuti e 20 secondi. 2 minutes and 20 seconds to your start. You are on live streaming now. If you want, you can say something to your friend that are following you. Yes. Directly on camera. Say something to your friends. Estoy muy contenta de estar aquí, oso pozik nagoen egotearren, eta musu handi bat, familia eta lagun guztientzat. Eskerrik asko. Ci siamo, abbiamo anche fatto i saluti. Ricordiamo che per seguire Giorza e gli altri atleti della Dolomitica 180 basterà entrare sul nostro sito web, go inside on the website ultracyclingdolomitica.com and follow the race, put the green button and follow the race of 180 kilometers. And now Giorza Viglia is 1 minute and 20 seconds to your start. What we can have to say again, what we have to say again to Giorza. We see you on 24 hours of Montello. You like that race? We see that Fabio Biasiolo, the race man. Fabio is a good friend for us. You know, our legend. Giorza, adesso siamo a 45 secondi allo start, ti lasciamo tranquilla, ti facciamo respirare profondamente. It's the moment of the breath, is the moment of the preparing to the start of Giorza that will ride for 180 kilometers and 4,000 meters to climb. Now there's 20 seconds. 15, 14. And we go on. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. And Giorza Viglia start is Dolomitica 180. Go to the right and up to the sky. Ora è il momento di chiamare sul palco per la società ciclistica Avio Anton Chizzali. Benvenuto Anton. Tutto è pronto. Viaggi leggero. Tu sei un uomo di esperienza. No, esperienza non direi. No, gran fondo fatto ancora, ma così lunghi sì, anche di più, però con 4.000 l'ho fatta 2 volte. Ecco. Ma l'esperienza... Ho portato qua il mio amico Lucas. Ah, Lucas, certo che lo stiamo seguendo. No, ma di esperienza lo dico perché ti conosci, vero?
Conosci i tuoi limiti, sai dove puoi arrivare. Si va piano, se si riesce ad andare di più, si va di più. Si riesce a gestire, insomma. Sì, quello sì. Beh, assolutamente, vedrai che ti divertirai, la giornata, insomma, dovrebbe essere delle migliori. Da dove arrivi, Anton? Allora, sono nativo dalla provincia di Bolzano, al Caldaro, e abito da 35 anni in Trentino, vicino al lago di Garda, Ala Avio, e una società sportiva che ti sostiene, ti stanno seguendo, i familiari, tutti collegati? Penso di sì, i familiari sì. Lì a vedere che tutto funzioni bene, siamo a un minutino. C'è il momento dei saluti, vuoi salutare qualcuno se ci stanno seguendo nella nostra diretta? Allora saluto in primis la moglie, i figli e tutti gli amici della società. Categoria over 60. Ragazzi, Anton Chizzali sta per prendere il via, manca un minutino scarso. Lo lasciamo tranquillo, lo lasciamo al momento delle foto di rito. ...40 secondi allo start di Anton Chizzali. Un uomo che ama le salite, un uomo che ama la bicicletta e ama e amerà vivere questa grandissima esperienza. Sembra poco, ma 180 km e 4.000 metri di dislivello non sono per tutti. 15 secondi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ed è il momento di Anton Chizzali! Ed ora è il momento di un altro caro amico e conosciamo bene, Fabio Sgroi. Ci siamo. Insomma, adesso parleremo un po' con Fabio, sentiamo cosa ci racconta, cosa ne pensa di questa bella Dolomitica 180. Allora, questa è la prima volta qui, ho fatto il Montello, mi conoscete dal Montello, vediamo come va. Dai, proviamoci. Il Montello è stata tosta, guarda che è dura, eh. Sembra di no, ma ti devasta, vero? Montello è dura, ripetere tante volte lo stesso giro è devastante. Per il corpo, ma soprattutto per la testa, per la mente. Senza dubbio, però è bello, eh? Mi è dispiaciuto non poter venire quest'anno, quindi ho rimediato con quest'altro. Bene, ma siamo sicuri di vederti ancora bazzicare queste manifestazioni. Ascoltaci, cosa ti spinge? Qual è la tua motivazione che ti porta qui ad affrontare questi 180 km tosti? Mi piacciono le salite, mi piace faticare, i posti sono bellissimi, le strade belle, io sono abituato in posti dove le strade non sono bellissime, quindi unire l'utile al dilettevole. Ricordiamo ai nostri amici di dove sei, Fabio. Vengo da Roma. Dalla nostra capitale, e quindi lì hai qualcuno che ti segue, quindi da salutare in camera se vuoi, approfitta di questo momento. Credo che mi stiano vedendo se non stanno ancora dormendo a casa. Un saluto, ci si sente durante il percorso. Benissimo, siamo a un minutino dalla partenza di Fabio Sgroi, ragazzo che arriva da Roma, ragazzo che è pronto ad affrontare queste 4 salite. L'ultima sarà veramente impegnativa, è quella che gli atleti della zona, insomma, conoscono bene, per salire al Cansiglio dalle coste di Farra. Foto di rito e 36 secondi allo start per Fabio Sgroi. Ci siamo quasi, 25 secondi allo start. Siamo ai meno 15. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1
e Fabio Sgroi parte per la Dolomitica 180. Vai Fabio, go! Goditela tutta. Adesso è il momento di Heimo Wedenhin, comes from Austria. How are you? Okay. All okay. Speak English? No, you can speak German. Everyone will hear you. Liebe Grüße nach Austria, die mir alle die Daumen drücken. All okay already? Okay, Condition, weather? super. Super. Qui adesso abbiamo 2 minuti con un amico che arriva dall'Austria con il quale condividiamo questa passione per l'ultracycling, ma riusciamo ad interagire molto poco. Moglie? Last year, speak in German. Last year you was here. Experience. Very cooles Rennen. Ja, war ein super Rennen voriges Jahr. Hat mir voll getaugt und bin ich wieder mit meinem Freund, mit Robert, runtergekommen. Samboldo Pass, good? Ja. Beautifules Rennen, ja. And the last Cansiglio hard? Ja. Ja. Ce l'abbiamo messa tutta. Il percorso lo conosce perché era con noi anche l'anno scorso e quest'anno viene per ripetersi. It's 1 minute to the start of Heimo Wedenhin. Nel frattempo poi daremo un'occhiata a breve alla situazione degli altri atleti, dato che abbiamo un did not start, abbiamo un attimo di tempo per buttare su uno spot, qualcosa. Siamo a 45 secondi allo start. 40 seconds. Thirty seconds to start of Heimo Wedenhin, Dolomitica 180. 20 seconds. E siamo all'ultimo conto alla rovescia. Siamo a 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 and Heimo Wedenhin parte per la sua Dolomitica 180. Vai Heimo, arriva dall'Austria questo grande atleta e vedremo cosa riuscirà a fare. Lui che la strada la conosce bene. Ora avremmo dovuto avere la partenza di Pier Daniel Dotta. Abbiamo un piccolo spazio e ritorniamo fra poco. 3 minuti di pausa. Quando dopo Pier Daniel Dotta, sì, dobbiamo chiamare Achille sull'altro. Vado bene?
quando sta per arrivare, vabbè, ma ti senti dall'audio. È giusto, è giusta. Bene, stiamo per ritornare in diretta e chiamiamo sul palco della Dolomitica 180 Achille Sollazzo. Maglia gloriosa di Achille. Piacere mio Achille. Allora, come stai? Torniamo dopo 3 anni con un po' di grinta, dai, con grande grinta quest'anno. Il 2023 ci eravamo divertiti tanto e oggi avremo lo spirito di divertirsi, ecco. Tu eri qui per la 10ª storica edizione, i primi 10 anni della Dolomitica. Cosa ti ricordi di quell'esperienza? Ma il percorso è bellissimo, lo conosciamo, è un'organizzazione fantastica e quindi veramente grazie a te e al tuo staff per continuare in questo bellissimo evento che è unico, davvero. Grazie a te Achille, siamo veramente felici di averti qui con noi. Allora, insomma, la maglia è pesante, no? Raccontaci un po' la storia, cosa fai per... Insomma, raccontaci un po' di te. Beh, io sono un sottufficiale dell'esercito, lavoro a Motta di Livenza al 7° reggimento Simic. Il nostro compito è di aiutare, diciamo, nei teatri operativi in giro per il mondo le varie missioni dell'esercito, ecco. Però ogni tanto si pensa anche a entrare nel mondo, quello che ti fa sorridere, che ti fa attraversare le montagne e ti fa staccare da tante brutte cose che magari siete costretti a vedere in giro per il mondo, vero? Beh sì, diciamo che spesso per noi ciclisti nel nostro zaino della fiducia portiamo sempre le foto, oltre della nostra famiglia, le foto delle Dolomiti. Quindi davvero, guarda, è una cosa incredibile, che ti rilassa tanto. E oggi ci godremo questo bellissimo percorso. Oggi sarà una bella giornata, speriamo il caldo non sia molto forte, però ci divertiremo. Achille, ci siamo, mancano 30 secondi al tuo start, il tracker GPS è stato ritirato, il numero da seguire è il numero 103, quello di Achille Sollazzo dell'SD Esercito SM Ciclismo. Ci siamo quasi, 20 secondi allo start. E siamo in meno 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e parte Achille Sollazzo per la Dolomitica 180. Vai Achille, go! Ed ora è il momento di chiamare l'unico team, l'unica coppia di oggi, l'unico pair. I loro nomi: Tommaso della Giustina e Giulio di Oriente dello SWAT Club. SWAT Club, maglia veramente bella e due bei corridori, come si dice. Eccolo qui,
Tommaso della Giustina, pronto a prendere il via. E si è trascinato con lui questa avventura anche Giulio D'Oriente. Tommaso, ci conosciamo nel contesto del ciclismo perché collaboriamo, lui è anche medico sportivo, insomma. Però oggi no, non parliamo di lavoro, parliamo di ciclismo. Ti sei preparato bene? Ma dai, vediamo. Cioè, è sempre difficile secondo me dire se uno si è preparato bene prima di un evento, poi alla fine parla la strada. E avete un obiettivo? Andiamo un attimo con Giulio, un'aspettativa, cosa volete fare qui? Insomma, volete far bene, un bel record? Ma sì, record non so, vediamo. L'importante è andare a tutta. Quello è, vedremo come sono le gambe. Cosa temete di più? È l'ultima salita. Le coste di Farra sono micidiali, vero? Sì, ma anche l'ultimo strappo, quello che poi va a Sonego e poi fa le grotte di Caglieron, comunque sì, saranno 500 metri, però comunque è impegnativo. Esatto, sì. Alla fine si faranno sicuramente sentire. Qui stiamo parlando di 720 km, 380 km, ma la 180 km non va presa proprio alla leggera perché è un concentrato di dislivello in pochissimi chilometri, quindi ragazzi non sarà sicuramente una passeggiata. Vi seguiremo, siamo ai 25 secondi allo start. Sempre a codice della strada, ci siamo e partono ora Tommaso della Giustina e Giulio Di Oriente. Vai ragazzi, divertitevi! Qui qualche problema tecnico che è colpa mia. Grandi ragazzi, ed ora è il momento di chiamare Giulio Clementi della SD Jesolo Triathlon. Ma tanto qui ragazzi ci perdonano perché sanno che sono 3 giorni che non dormiamo, quindi ogni tanto se manca l'audio, insomma, non è un problema, vero? Giulio, come stai? Bene, sono contento di essere qua e di divertirmi oggi, che è la cosa più importante, penso. Perché sono sulle montagne più o meno di casa e facciamo la cosa più bella che ci diverte, e quindi sono contento di essere qua. Parlaci un po' di te, la passione per la bici, sei partito da giovane, ti è arrivata dopo? No, diciamo che bicicletta è 3 anni più o meno che corro, adesso corro sia in bici che corro a piedi, ma la bicicletta mi dà un senso di libertà che è impagabile e quindi mi diverte, mi piace farlo e non mi pesa e per questo sono qui, ecco. Però tu sei della Jesolo Triathlon, quindi sei un atleta completo. Qual è delle 3 discipline quella che prediligi? È proprio il ciclismo o ti piace nuotare? Allora, diciamo che nuotare ho iniziato, adesso l'ho messo in stand-by, ho iniziato da poco perché non riesco ancora a farmelo piacere. La corsa mi piace, e mi diverte, ma la bicicletta è quella che preferisco, soprattutto quando vai in montagna, ti dà un senso di libertà che se potessi farlo tutti i giorni sarebbe bellissimo farlo, ecco. E sicuramente, insomma, i triatleti sono quelli che poi scoprono l'ultracycling e si appassionano perché spesso e volentieri, insomma, la bici è quella parte che si predilige perché poi ti porta a vedere posti meravigliosi in poco tempo se si hanno le gambe buone, vero? Esatto, e soprattutto ti dà un senso di pace, ti fa star bene, ti fa scoprire posti nuovi che è sempre bello, ti ripagano e è fatica buona quella che facciamo, ecco. Vuoi salutare qualcuno che ti sta seguendo? Beh, saluto intanto tutti i miei compagni di squadra della SD Jesolo Triathlon, tutti quelli che mi stanno seguendo, i miei amici e tutti i miei familiari, chi è con me e mi sostiene in quello che faccio. Bene, 30 secondi allo start, ti lasciamo tranquillo. Sono ormai 20 secondi alla partenza di Giulio Clementi, atleta under 50. Siamo in meno 12, 11,
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e parte ora Giulio Clementi. Ed ora chiamiamo Gianni Franco, l'ultimo a partire oggi alla Dolomitica, a chiudere. Tu sai che è una responsabilità importante che la tua, perché quando sarai partito saranno partiti tutti. Poi, questa. No, noi dobbiamo iniziare a pensare agli arrivi. Insomma, Gianni, raccontaci un po', parlaci un po' di te. Cosa dovrei dirvi? Lavoro, corro in bici ogni tanto. E come mai qui? Ma era un pezzo che volevo farla, adesso ho deciso all'ultimo, e lo sai bene. Sì, perché... E via. No, perché abbiamo deciso, concordando con Tractalis, che attendessero un po' per le liste della 180, però sono sempre complicati queste cose, perché le iscrizioni all'ultimo non sono facili da gestire per nessuno. Ma cosa ti aspetti? Cosa pensi di fare? Goderti il viaggio oppure hai qualche obiettivo che ti sei prefissato? No, l'obiettivo è stare sotto le 8 ore, dopo vediamo. Vai. Tu di che anno sei, Gianni? 69. 69, un atleta di esperienza avrà dei leprotti davanti da raggiungere, da puntare, insomma, per cercare di... Mi fanno strada, no? Perché ogni tanto mi perdo. No, non ti perderai, in caso ti vediamo, insomma, sul percorso. Va bene, ci siamo, ormai manca un minuto allo start. Qualcuno da salutare, qualche familiare in particolare? Il mio gatto, la gatta anzi. Salutiamo la gatta di Gianni Franco, che sarà davanti agli schermi per vederlo attraversare questo percorso di 180 km e 4.000 metri di dislivello positivo, 45 secondi allo start. Ci siamo, l'ultimo atleta delle Dolomitica Races 2026 sta per lasciare il palco e saranno oltre 70 gli atleti partenti che si incroceranno sulla traccia della corsa più panoramica del mondo. 15 secondi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e Gianni Franco parte per la Dolomitica 180. Signori, ora è ufficialmente chiusa la partenza delle Dolomitica Races. Sono tutti sul percorso, atleti della 720 km, atleti della 380 km e ora anche gli atleti della 180 km si incroceranno tutti e sarà un momento incredibile, quello del pomeriggio, che li vedrà arrivare. Se siete curiosi di vedere come arriveranno, in quanto tempo, li aspettiamo qui presumibilmente attorno alle 14, 14:30, quando cominceranno ad arrivare tutti. Vi ringrazio per averci seguito anche oggi, ringraziamo tutti i nostri tifosi, i nostri appassionati, anche chi la Dolomitica l'ha fatta qualche anno fa, che è venuto a vedere i colleghi. Ci vediamo più tardi e si chiudono qui le partenze delle Dolomitica Races 2026.
はお化けのトトロに出会いました。私は自分も会えたらいいなと思っています。新発売やったー。国語のくるくるメカでたくまく坂田小説国語の
Aren't you going too fast? Oh, it's not the speed really so much. I just wish I hadn't drunk all that cough syrup this morning, you know? Oh.